Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia e in compagnia delle Sibille. Eccoci al consueto appuntamento del venerdì 21:30, 21:32. Oggi è venerdì 5 novembre e okay Marietto. Perché Tanto mi saluto sta in diretta gli amici. esatto, vi saluta anche il Marietto che è qui alla postazione accanto. Ben ritrovati, è un piacere, appunto come sempre mettere a disposizione un po' di tempo per, dedicare insomma, uno spazio alle risposte gratuite con le Sibille. Bene, vedo che qualcuno comincia a scrivere, c'è già Ricordati che dopo facciamo le pulizie dopo sì. che li abbiamo. La voce fuori campo ricorda che è venerdì sera e dal momento che è venerdì, magari se togli la voce non mi fa da ritorno. Ecco, allora, e siccome è venerdì, per quanti conoscono già insomma le nostre abitudini e il canale, sanno che il venerdì, subito dopo la diretta delle Sibille, il Marietto e io procediamo con i riequilibri energetici che vengono effettuati con alcuni protocolli specifici di radiestesia combinata alla radionica. Dunque, faremo appunto per le persone che si sono rivolte a noi tutte le procedure di armonizzazione su vari livelli e nei più vari settori della vita, da quelli più occulti, invisibili, a quelli più manifesti, fisici. Bene, detto questo, vi ricordo che per pormi la domanda dovete indicare alcuni dati, dunque se le domande sono carenti passo a quella successiva, dovete mettermi il vostro nome e la vostra data di nascita, formulare una domanda chiara, dunque se faccio un esempio, questo serve a voi, cioè niente domande generiche, come va l'amore in generale, date qualche indicazione, vi siete appena lasciati, siete single, state frequentando qualcuno, oppure siete innamorati di una persona già sposata, può succedere, nessuno vi giudica, l'importante è che mi diate delle specifiche per potervi rispondere. Dunque, serve a voi più che a me, cioè a me per darvi una risposta e a voi per ottenere una risposta più attendibile. Dunque questo è importante. Se chiaramente la domanda, come ho detto prima, può riguardare un'altra persona, no, se questa domanda dovesse riguardare un'altra persona, ricordatevi di indicare il nome e la data di nascita di questa persona. Chiaramente le indicazioni forniscono delle frequenze, delle scie energetiche piuttosto precise che ovviamente mi aiutano a non raccogliere energie o scie che non sono quelle delle persone indicate. Dunque considerate che nei consulti privati io chiedo di più, quando è possibile la fotografia o addirittura i dati anagrafici completi. Questo ovviamente non il codice fiscale, non mi ser a parte per dichiarare e fatturare i consulti, non e chiaramente, servono i dati che servono appunto per identificare la scia energetica corretta. Vi ricordo nel frattempo altre 2 cose prima di cominciare con i saluti e con le risposte, che, siamo presenti su Facebook nei gruppi Icasti Sacerdotali e, Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Collaboriamo comunque anche con altri gruppi, il gruppo di Paola Chiarilli, il gruppo di Laura Ciofini, dunque, cercateci, sicuramente ci trovate, tra l'altro è presente anche proprio la pagina Facebook Hildegarda, dunque, vi aspetto anche nei gruppi nei quali diffondiamo e divulghiamo gratuitamente radionica e altri insegnamenti. Certo, senza nessuna pretesa di continuità, abbiamo vite piuttosto impegnate, ma, tutto quello che è possibile distribuire gratuitamente noi lo abbiamo fatto, abbiamo già cominciato da anni. A proposito di questo, il sito www.ilcapitano.altervista.org è attivo dal 2015 ed è dal 2015 che divulghiamo tramite questo sito, circuiti radionici in forma totalmente gratuita. Dunque veramente ci siamo sempre impegnati per la divulgazione, per aiutare le persone
a migliorare la loro vita anche attraverso le condivisioni che abbiamo fatto nei nostri canali YouTube. Quando dico nostri intendo i canali del Marietto Veneziano e il mio canale YouTube dal quale vi trasmetto questa sera. Dunque cercate nelle playlist che sono suddivise per argomento tutte le cose che possono risultarvi di interesse per migliorare appunto la vostra vita. E ovviamente abbiamo divulgato molto, abbiamo donato molto, continuiamo a farlo, ma viviamo anche appunto di consulti, dunque consulti, interventi radiestetici, protocolli di riequilibrio e c'è sempre sul sito che vi ho menzionato e che ricordo essere www.ilcapitano.intervista.org, potrete trovare anche nella sezione shop i nostri servizi a pagamento. Bene, io direi di cominciare, vi ho detto come porre la domanda, mi raccomando siate precisi, non sprecate l'opportunità di avere una risposta gratuita, tra l'altro il tempo a disposizione è limitato perché il venerdì soprattutto, cioè mentre il lunedì mi divulgo tantissimo, il venerdì purtroppo dovendo fare i protocolli di riequilibrio che comunque impiegano circa 2 ore di tempo e a volte se il pendolino decide di girare di più perché un passaggio è più ostico e la persona è più carica, pensate 50 passaggi se si allungano quanto può diventare impegnativo. Bene, detto questo cominciamo con i saluti. Buonasera, beh, Marietto l'avete sentito direttamente, buonasera Erna, buonasera DR28, buonasera Luca, buonasera Paola, buonasera Maria, buonasera Anna, buonasera Brilla Brilla, buonasera Marina, ciao, sì ok, ti ho riconosciuta, buonasera Stefania, buonasera Alessandra, buonasera Chiara, grande affezionata del canale, meno male, grazie, fa sempre piacere, buonasera Tam65, buonasera Giovanni, ben trovato, ben ritrovato, buonasera Pangea, Tam ti ho salutato, bene, fa piacere che siate qui un po' di persone, allora proverò a dare risposta a più persone possibile, vediamo di accelerare magari nel dare le risposte. Io sono sempre molto dettagliata, non so se ci avete fatto caso, mi piace riuscire a fornirvi quanti più elementi possibile, però magari visto che stasera ci sono un po' di domande, vediamo se riesco ad accontentare più persone. Cominciamo da Deborah. Comunque vi ricordo che appunto, come vi dicevo, in privato sono contattabile o potete contattarmi per consulti professionali, 20 €, 45 minuti, dunque potete prenotare il vostro consulto. Deborah, 21 agosto 99, ci sarà un nuovo amore. Beh, vediamo per Deborah. Allora, il taglio dice che, forse dovresti prenderti un po' di tempo per guarire qualcosa, per prenderti cura di te, o sei bloccata magari e hai bisogno di aiuto, o, sei bloccata nel chiedere aiuto, nel lasciare che ti aiutino. Comunque c'è qualche aspetto, vediamo adesso la stesa. Allora, diciamo che, nella linea del passato si vede, che probabilmente in particolare una persona nella cerchia delle tue amicizie o nell'ambito della comitiva, comunque, si capisce che c'è una persona in particolare che, insomma ti piaceva, t'era rimasta lì nel cuore e è anche possibile che, visto che la carta della riunione generalmente parla dei ritorni, che ci fosse già stato qualcosa e che siate anche tornati insieme, ma diciamo che, è chiaro, cioè sembra proprio che ovviamente anche dalla tua domanda, se chiedi se ci sarà un nuovo amore, questa cosa non è andata avanti e forse anche per l'interferenza di qualcuno che si è impicciato, che ha creato del disturbo o che proprio lo ha allontanato da te. In questo momento comunque
sembra proprio che tu riesca a elaborare finalmente questo qualcosa, a vivere di nuovo con più leggerezza, e magari dedicarti anche un po' agli svaghi, agli hobby, ai divertimenti e comunque, finalmente, come dire, sembra, che la situazione cambi. Forse tu finalmente ti decidi a cambiare qualcosa. Attenzione perché può anche voler dire che comunque, risulterai vincente molto presto rispetto a quella persona che ti aveva ostacolato in passato. Dunque è possibile anche che, la situazione cambi in positivo per te e che tu a quel punto, presa la tua soddisfazione, decida di proseguire la tua strada. Ehm, diciamo che nel prossimo periodo, sebbene qui leggerezza, viaggio al presente possono anche indicare la possibilità di incontrare persone, non del posto, magari di fuori o di viaggiare o di comunque, come ho già detto, dedicarsi agli svaghi, è possibile comunque che ci sia ancora qualche strascico rimpianto per una persona in particolare nel prossimo periodo. Forse, mhmm, rimpiangi il tipo di incontri che c'erano. Se così non fosse, cioè se oltre questo le sibille, potrebbero anche indicare altro, dunque se non fosse limitato a un qualcuno che non c'è più e che magari avresti voluto gestire diversamente la situazione con questo qualcuno, potrebbe anche dire che è un periodo dove, cioè diciamo il prossimo 1 o 2 mesi non ci sarà un granché. Gli incontri che farai saranno tutti un po' così, un po' farlocchi, niente di affidabile, niente di particolarmente interessante. Però attenzione, perché, ci sarà un periodo dove sembra che ti prendi una bella soddisfazione con una persona del passato, ma lo stesso, nonostante la bella soddisfazione, comunque, qualcosa non andrà per il verso giusto. Dunque una soddisfazione te la prendi, ma fermo restando che non c'è un proseguo o un'evoluzione con questa figura, con questa persona del passato. A volte ritornano, sai? Però, l'esito invece indica che, un po' di cose, ecco. Da una parte è possibile che inizi un timido corteggiamento con una persona che ti ammira segretamente e questo potrebbe essere un primo significato. Un altro significato potrebbe anche indicare che, decidi, che è giusto interrompere un flirt, un qualcosa che avvia o si avvia in virtuale, dunque chat, messaggi, telefonate. Ma può anche indicare vedi i significati sono tanti, dunque io ti do 2, 3 esiti, e vediamo poi cosa succederà, ci farai sapere. Un'altra cosa potrebbe dire che cominci, a scambiare messaggi con un uomo più grande di te, potrebbe avere almeno una decina d'anni in più e, o che questi messaggi saranno di carattere natura segreta e, molto appassionati, oppure, che questa persona potrebbe addirittura indossare una divisa, o ancora vedete non è facile, soprattutto quando non ci si parla, non ci si, confronta, in persona, o ancora che comunque, ci saranno delle rivalità nascoste o delle altre circostanze che richiederanno un po' di decisione, di fermezza, Bene, direi di passare alla prossima domanda. Allora, ho risposto a Deborah, vediamo un po', ho visto che Luca ha iniziato una domanda lì e l'ha proseguita dopo, vediamo allora di rispondere. Cercate di concentrare per favore in un'unica domanda. Allora, Luciano
e Maria Rosa se torneranno insieme. Luciano 17 marzo 82 e Maria Rosa 28 maggio 81. Va bene, allora vediamo se c'è questo ritorno. Vi ricordo che le sibille interrogano un tempo relativamente breve e prossimo, dunque 6-7 mesi, quando proprio avete una vita piatta e monotona, un anno, dunque in genere sono piuttosto rapide, danno esiti veloci. Però vediamo, dunque ero partita a dirvi questo perché, vista la qualità della domanda di Luciano, se non si vede un ritorno adesso, non si esclude che comunque in futuro non possa avvenire, in qualche modo. Dunque, per ora vediamo cosa c'è. Vediamo se c'è il ritorno tra Maria Rosa e Luciano. Ok. Allora, sai, la vecchia signora è la ex, una persona con cui abbiamo condiviso un lungo percorso insieme. Comunque la costanza sembra che a tener duro si possa vincere. Vediamo un po'. Allora, dunque Luciano, purtroppo non lo vedo, non vedo questo ritorno nel prossimo periodo, mi dispiace. Sembra comunque che già in passato sia cominciata un interesse di Maria Rosa nei confronti di un uomo forse un po' più giovane di te e chissà magari anche un pelino più giovane di lei, visto che comunque siete di un anno di differenza, o un collega, qualcosa, qualcuno, vedi che c'è il ladro e il domestico, dunque potrebbe già esserci qualcuno nella sua vita in questo momento. E anche se e ti consiglio di, vedi, nemico, stanza, ammalato e deliranti, mi sa che le sibille cercano di suggerirti di non avere un atteggiamento morboso, di controllo costante, continuo di Maria Rosa, capisci? Cioè non starle così addosso, o almeno così sembra, perché questo turba e crea ancora più distacco. Cioè se lei dovesse venirlo a sapere o se tu lo dovessi fare in modo comunque eccessivo, l'allontani di più. Se il tuo scopo è veramente che lei ti veda con occhi diversi o che ti rivaluti, ti riscopra, non è certo standole addosso, devi proprio lasciarla andare, sai? Anche perché nel prossimo periodo succederà un qualcosa, una circostanza, un evento per il quale dialogherete di nuovo, oppure per il tramite di un'amica comune sembra che si muova un qualcosa, però vedi che anche se si muove un qualcosa e un'amica possibilmente farà, come dire, da paciere o da interlocutore, cercherà di capire non necessariamente perché qualcuno glielo chieda, ma spinta o dalla situazione, perché si troverà a farlo suo malgrado, però vedi che il riavvicinamento non c'è, c'è il turbamento, non lo vedo Luciano, non lo vedo questo ritorno nei prossimi mesi. E attenzione anche che non ti blocchi, non chiuda completamente le comunicazioni con te. Io in questo momento non la vedo questa cosa, mi sembra più decisa a cambiare aria, a vivere qualcosa di diverso. Ecco, ha bisogno insomma ha bisogno di un profondo cambiamento, è quello che vuole, per ora, poi chi lo sa. Comunque devi lasciarle il suo tempo e il suo spazio. Allora, andiamo avanti. Erna. Intanto saluto anche, si sono unite Michela e prego Deborah. Ok, allora, vediamo Erna. Vorrei sapere qualcosa su mio figlio, la scuola come andrà? Ramon, 1° settembre 2006.
Mm. Allora, vediamo Erna, cioè il figlio Ramon e la scuola, 1° settembre 2006. Mm. Dunque, cos'è? Avete cambiato scuola di recente oppure ci sono stati dei periodi di distacco? Sembra un periodo difficile che però viene superato o è stato superato. Dunque, vediamo un pochettino ehm, l'andamento, insomma, che ci raccontano le sibille. Allora, ascolta. A me sembra che a parte un piccolo momento, okay, il ragazzo proseguirà meglio. Ti dico meglio perché, forse, non so se ti sei dannata in passato perché sembrava proprio svogliato, disinteressato agli studi, vedi che ci sono le occasioni perse col dispiacere annesso, oppure se c'è stato qualche cosa, qualche circostanza che si è trascinata anche un po' nel tempo, però devo dire che già, nel recente si capisce che è cambiato un po' il suo atteggiamento, sembra aver ritrovato un po' la curiosità, il desiderio, forse anche grazie a, un gruppetto di amici o di persone con cui studia, perché vedi che c'è conversazione artista, dunque sembra che lui, faccia gli studi o che sarebbe buono per lui fare studi insieme a dei compagni o comunque, lavorare, con un gruppo coordinato. Questo lo aiuterebbe molto, così come è pure possibile che, si intenda qui la possibilità di farlo seguire magari con un doposcuola o con, qualcuno che possa aiutarlo, no, sostenerlo negli studi. Dunque, qui lo vedo, che questo gli giova molto. Se già lo state facendo è la cosa giusta, se non lo avete ancora cominciato a fare varrebbe la pena, comunque mettergli accanto qualcuno che lo possa stimolare. Perché cosa vedo? Comunque che, si aprono periodi migliori dove cominciano ad arrivare esiti più interessanti. Io non so, ecco, a che livelli abbia, problematiche, visto la tua domanda Erna, dunque, non so se sono problemi o disturbi nell'apprendimento o svogliatezza, oppure se ha problemi di inserimento, ma io penso che in qualsiasi caso gli aiuti che sta ricevendo in questo momento o che è prossimo a ricevere cominceranno a dare dei risultati. Il contesto sembra migliorare moltissimo, sembrano arrivare le prime belle notizie che portano comunque un alleggerirsi, diciamo così, della situazione. Attenzione però che magari, io non so se lui, speriamo non faccia mai, come che si dice, biga, che non tagli, che non salti la scuola, perché c'è un viaggio leggerezza, ma potrebbe anche semplicemente indicare che comincia a prendere, gli studi in modo diverso, potrebbe appassionarsi un po' di più, anche se ancora gli manca quella cosa di andare a fondo, no, potrebbe essere ancora un po' superficiale, ma comunque sembrano proprio degli inizi interessanti o un buon compromesso rispetto al passato. Come ti dicevo, a parte un unico piccolo momento, perché vedi qua che sembra che nonostante si impegni non riceva subito, un riconoscimento, in realtà la cosa andrà poi bene. Dunque io non vedo, grandi problemi per Ramon, okay, dunque, potrebbe avere dei miglioramenti. Chiaro che io non ho nessunissimo dettaglio, a parte come andrà il suo anno, dunque, il suo anno scolastico, dunque magari, vi ripeto sempre, mettete nella domanda qualche dettaglio in più, così che io vi possa anche specificare dove, in che cosa, che modalità vedo, miglioramenti, peggioramenti o situazioni. Io ovviamente ho dato un'interpretazione, spero che comunque tu sia soddisfatta Erna, e andiamo avanti alla prossima domanda. Vado anche a vedere se per caso
Ci sono altri amici? Ah, okay, va bene, anche Michela ha messo la sua domanda, andiamo a rispondere ad Anna. Anna che chiede come sta Domenico in questo momento di silenzio, 19 marzo 66, Domenico e Anna, 19 maggio 67. Ah sì, sì, marzo, maggio, 19 tutti e due e lui è impegnato. Ok, va bene, vediamo un po'. Vediamo un pochino. Domenico come sta adesso che Anna ha imposto un po' di silenzio. O Anna, o insomma in questo momento di silenzio non ha scritto da parte di chi, vediamo un po'. Mm. Mm. Sta studiando qualcosa, non è... Allora, ascolta Anna, la prima linea secondo me risponde moltissimo. La prima è anche la linea del presente, dunque questo momento di silenzio io non so da quanto duri, però sembra che comunque, se cominciamo a guardarlo nel passato recente, si capisce che comunque, gli pesa, non è che lo stia vivendo così, se è come se nulla fosse. Compare il sacerdote, compare il vedovo, dunque, quel senso di solitudine, di rimpianti, quella freddezza, quell'isolamento c'è, ci sono tutte queste cose e, è anche possibile che comunque lui cerchi di intrattenersi, magari occupandosi di altro, buttandosi nella famiglia, però non può fare a meno di venirti a controllare. Vedi che c'è ehm, lui guarda e si vede anche nel presente, mentre prima era parecchio morboso o comunque, ancora con con sentimenti e cose agitati, adesso lui cerca di capire se e in che modo tu ti sei riorganizzata. Ne soffre, perché comunque c'è la carta dell'ammalato, però è come se tutto sommato ancora non avesse bene il quadro chiaro e fosse ancora come dire, un po' indeciso sul da farsi. Però sembra che prevarrà il sentimento nei tuoi confronti e questo lo porterà nel prossimo periodo a riavvicinarsi. Però è un riavvicinamento che anche questo purtroppo non porta cambiamenti. Io non so per quale ragione ha imposto o c'è stato questo silenzio fra voi, ma sembra che comunque tutto stia nel fatto che non lui resta là, nella famiglia dov'è, non mi sembra che faccia scelte di allontanarsi, quanto piuttosto si allontanerà nuovamente da te. Cioè dunque lui ha il sentimento, però ad ogni nuovo strappo o ad ogni nuova, ehm, discussione, incomprensione, mettiamola così, ammesso che ci siano state, ammesso che magari tu non l'abbia messo di fronte a una scelta, alla cosa da fare e che lui non se la sia sentita. Dunque, se questo è stato il motivo, che così come sembra essere dalla linea del passato, sappi che lui torna perché non ce la fa, ma non ce la fa neanche ad allontanarsi da dov'è e di conseguenza il suo ritorno non porta a nulla se non a un nuovo allontanamento, okay, perché fondamentalmente lui non sa proprio che cosa fare, vedi che è là che pensa. Dunque, l'esito cosa dice? Gran signore, donna maritata, bambino fortuna. Vedi che, comunque anche se soffre e abbiamo visto ti ha spiato, controlla, cerca di capire se ti stai dando da fare con qualcun altro, magari questo lo spingerà anche a riavvicinarsi, a capire un sentimento, però fondamentalmente è la donna maritata che la vince qua. Dunque, lo so che
tu vuoi solo sapere come sta ora che siete in silenzio, però le sibille vanno oltre e ti dicono altro. Allora, vediamo un po', Marina. Ciao Marina, 31 ottobre 75, ho avuto un colloquio di lavoro, sono piaciuta? Benissimo, vediamo Marina e il colloquio. Come è andato, che frutti darà. Allora, credo che per la posizione per la quale ti sei presentata ci sia una rivale, mettiamola giù così, forse un po' più grande di te, però vediamo un po'. Ma sì, a me sembra proprio che lo diano a te il lavoro, guarda che bello. Adesso te le racconto. Dunque, diciamo che probabilmente vedi c'è la carta della fedeltà, è possibile che stia alludendo al fatto che per tanto tempo sei stata leale allo stesso posto di lavoro, dunque è possibile che tu abbia lavorato tanto nello stesso ambiente, ma che forse, non senti più quello stesso amore che c'era prima. Segretamente senti che la cosa lì è bloccata e hai cominciato a cercare qualche altra occasione, ovviamente senza, certo sbandierarlo, no. Ora, effettivamente è una posizione interessante quella per cui ti sei mossa e quella per cui speri, però diciamo ti vedo che sei un po' in pensiero, e devo dire che dal momento che la domanda è se tu sei piaciuta, beh, hanno visto in te una persona dinamica e comunque molto solida, molto preparata. Sei piaciuta, ma c'è una qualche piccola perplessità che non so dirti di cosa a cosa sia dovuta. Forse la perplessità è dovuta al fatto che ci sono comunque altri candidati, o così sembra, però guarda che io penso che chiamino te, perché qua c'è un altro nuovo colloquio con un esito più che favorevole e anche proprio le carte di esito parlano di una cosa che va a raccogliere un nuovo inizio. Dunque, io ritengo che sia un'opportunità che probabilmente ha anche, come dire, una durata nel tempo. Dunque la possibilità è che, tu abbia, come dire, un uno spazio o comunque una possibilità di un lavoro a tempo indeterminato, cioè non vedo, contratti a tempo o cose a termine. Dunque, e se dobbiamo proprio rispondere, su come sei sembrata, se sei piaciuta, beh, tu rispondi esattamente al tipo di persona che stanno cercando, hai quella preparazione, hai, le qualità che cercano, sei una donna capace, con esperienza e sicuramente hai attirato anche un senso di fiducia e di immediata simpatia, mh? E poi ho visto la firma del contratto, dunque mi auguro che arrivi nei prossimi mesi. Allora, Stefania, buonasera Hilde, vorrei se io, Stefania, 2 gennaio 71 e Bruno 26 maggio 61 torneremo insieme. Okay, vediamo un po'. Ah, mi fa piacere? Okay, benissimo. Se vuoi io sono sempre disponibile per consulti privati quando volete, non avete che da scrivermi e prenotare, il vostro consulto, 20 €, 45 minuti. Allora rispondiamo adesso abbiamo detto a Stefania, dunque Stefania 2 gennaio 71, torneranno Stefania e Bruno 26 maggio 61
a stare insieme, vediamo un po'. Mhmm, allora attenzione alle notizie che arrivano. Allora, a dirla proprio per risponderti subito di cosa vedo, non vedo il ritorno, okay? Anzi, in futuro mi sa proprio che lui si orienta su una donna, tra l'altro o è già separata o già e perché penso che sia un'altra, perché c'è il ladro, dunque non posso dire che sia tu, da questo che vedo. Però guarda che a me sembra che te invece stai per incontrare uno più giovane, dunque più giovane di lui, dunque non certo non è che posso dirti: "Allegria, fregatene", però l'ho detto lo stesso, ma io queste cose non le dico, faccio come il Marietto che dice le cose, dice che però lui non le dice. Ma per te sì, sì, si copia dai migliori, me. Allora, dunque cosa dirti? Che, niente, sembra comunque una situazione con contrasti, lui almeno in passato, lui comunque non so che tipo d'uomo sia, ma qua sembrerebbe comunque una persona, mhmm, troppo presa da sé, poco disponibile per la famiglia o comunque qualcosa di vedi, come se nascondesse delle cose, non e poi preso da sé la prima cosa l'artista, dunque io non so, a me sembra che lui abbia chiuso e che, se dovesse mai ricominciare sarebbe per calcolo. Non lo vedo proprio e poi vedi anche qua, se per calcolo cerca di sistemare le cose, poi la cosa si ferma e comunque se ne va per un'altra. Lascia perdere. Io ti consiglio di non pensarci più, anche perché lo vedi che qua mi vai a fare un incontro, un incontro del destino tra l'altro, con un uomo più giovane. Ecco, a meno che non stia dicendo se avete un figlio, voi 2 che in occasione di un qualcosa, no, di una situazione per il figlio, allora riprenderete, come dire, un po' di armonia o troverete come dire, di nuovo la possibilità di chiarire, di instaurare un rapporto di amicizia, ma non è questa la prima interpretazione che ti darei e a pelle non sento questo. Mi sembra più che sia il caso che volti pagina. Allora, carissimi, io per questa sera devo per forza interrompere perché aspettano al Marietto 2 ore di lavoro per i riequilibri energetici che facciamo sempre con estremo, sentire, con il piacere di dare una mano, di portare di nuovo in equilibrio molti punti, molti aspetti delle persone, che si sono rivolte a noi. Dunque, che dirvi, vi aspetto però lunedì alle 21:30, dunque tutte le persone a cui non sono riuscita a dare una risposta, ma tutti quelli che avranno ancora piacere di trascorrere un po' di tempo in mia compagnia, mi troveranno lunedì sempre su questo canale alle 21:30 e vi ricordo gli appuntamenti della settimana. Ogni lunedì e venerdì alle 21:30 sul mio canale YouTube e il mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. E vi aspetto anche per i consulti privati, 20 €, 45 minuti, dunque per 45 minuti immaginate quante risposte siamo in grado di dare. Vi ringrazio tantissimo, buon fine settimana e vi aspetto lunedì. Buona serata e grazie.